aspetto l'ok da parte del team, il team mi dice ok. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi che siete qua presenti. Buonasera a tutti voi che ci state seguendo da casa, è sempre un piacere poter essere qui, è sempre un piacere poter essere insieme alla famiglia del Signore, perciò vi ringrazio per il tempo che avete scelto di investire qua stasera e anche il tempo che te magari lì da casa stai investendo. Quando ci troviamo nelle difficoltà, credo che esca fuori la vera persona che c'è dentro di noi, il vero personaggio che c'è dentro di noi. Perché trovo che nei momenti di crisi una persona non abbia più risorse da poter spendere in, come dire, maschere, in spettacolo, e quindi vedi davvero quello che la persona ha dentro di sé. Quando analizziamo quello che sono le scritture, e in particolare ad esempio la lettera di Giacomo, no, che stiamo studiando da diverse settimane e settimane, quello che mi piace molto di Giacomo è che utilizza delle immagini molto, molto forti. Sembra che prenda i suoi fratelli, sembra che prenda le persone col quale lui vuole interagire e le sbatta a un muro, le costringa, le dica guarda, tu devi capire che questo è sbagliato. Non un semplice sbaglietto, non una svista, no, è sbagliato, è peccato, è qualcosa di gravissimo. Perciò, magari nella nostra vita possiamo trovarci in questi momenti di sfida e sempre poter dire, caspita, ma perché? Perché una cosa del genere in questo momento? Perché magari un fratello nella difficoltà? Perché magari quella sorella sta affrontando questo in questo esatto momento? E spesso ignoriamo che nel grande, perfetto disegno divino ci sono anche momenti in cui ci possiamo conoscere a vicenda così. E la cosa bella, stupenda della vita in comunità è che io, ad esempio, posso conoscere Lucas in un determinato modo, posso averlo visto affrontare determinate crisi e finire là il mio rapporto con lui. Ma nella vita di comunità io posso vedere lui come interagisce con un'amica, con un amico, con il fratello, con la sorella. Ed è in questo modo che io posso davvero tornare a casa e poter dire io conosco lui. L'ho visto interagire non solo con me, l'ho visto interagire con gli altri, l'ho visto in momenti di crisi tra di noi, momenti di vita di crisi personale. E quindi quando affrontiamo questi momenti di crisi, io ti sfido durante questa prossima settimana di spendere un piccolo momento per poter tirare un sospiro e poter dire, Signore, grazie per questa opportunità di conoscermi, di conoscere magari un fratello nella difficoltà, perché di nuovo è tutto nel perfetto piano di Dio. Una parola che la Bibbia non utilizza a caso. E in questo momento, per iniziare il nostro culto, vi chiedo gentilmente di alzarvi e vorrei iniziare con una preghiera di ringraziamento, che nonostante le difficoltà, nonostante le crisi, noi possiamo continuare a ringraziare, non tanto per quello che Dio fa nelle nostre vite, non tanto per quello che noi riceviamo di positivo e di bello, ma per quello che Dio è, per quello che la Chiesa rappresenta qui sulla terra. Perciò preghiamo insieme. Padre, in questo momento io ti vorrei ringraziare. Io con tutti i nostri fratelli qui riuniti, noi ti vogliamo ringraziare, Padre, anche nelle difficoltà, anche quando la vita ci sembra difficile, noi ti vogliamo ringraziare, siamo grati per quello che tu fai, siamo grati per quello che tu sei nelle nostre vite, Padre, per la tua Santa Chiesa, per tutti i nostri gruppi qua, di amici, di nemici, di persone che magari neanche ancora conosciamo, ma noi ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo questa possibilità di riunirci qui stasera, tante altre sere, poter lodarti, poter imparare di più sulla tua parola. Noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo infinitamente per tutto quello che fai nelle nostre vite, anche per le difficoltà che mandi, e ti ringraziamo soprattutto per quello che sei, per come hai scelto di mandare tuo figlio, il tuo unico figlio, solo per noi, prima ancora che noi potessimo sognare di poter ricevere un dono così grande. Noi ti ringraziamo e ti invochiamo qui stasera, vogliamo che tu sia qua presente in mezzo a noi in una forma visibile, in modo che noi possiamo toccare, ti possiamo vedere, possiamo parlarti, Padre, parla con noi, sussurra i nostri cuori, utilizza lo Santo Spirito che è dentro di noi e permettici, Padre, di imparare di più su di te, sui nostri fratelli, sulla tua Chiesa. Ti preghiamo, Padre, che tu possa esaudire tutti questi nostri desideri in nome di Gesù. Amen.
tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Sentiamo, vieni. Questo è il tempo per adorare. Vieni al tuo cuore consegna. Vieni come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, vieni. Amen. Chi è pronto per lodare il nostro Signore? Chi è pronto per avere un momento di lode e adorazione, un momento in cui possiamo consegnare tutte le nostre cose, tutte le nostre difficoltà, sapendo che c'è un Dio potente, sapendo che c'è un Dio che è per noi, un Dio che ci può salvare, un Dio che ci può portare verso il suo regno, verso quello che sono i suoi piani. Quindi chi è pronto per lodarlo? Chi è pronto per avere un momento in cui possiamo consegnare i nostri cuori? Di nuovo a te. orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo, a cambio dell'amore io fallirei. Perché l'amore non si compra e lo si
conoscerti Gesù, voglio conoscerti Gesù, dimorare in te, voglio conoscerti Gesù, voglio conoscerti Gesù, il amato è, il più bello è, da migliaia di migliaia, il mio amato è, il più bello è, da migliaia di migliaia. Ti amo, Yeshua. Ti amo, Yeshua. Il mio amato è, il più bello è, da migliaia di migliaia, il mio amato è, il più bello è, da migliaia di migliaia. Solo voi. Padre, ti ringraziamo per questo momento. Ti ringraziamo perché sei qui con noi, Padre. Io riconosco che la tua presenza è qui con noi, Padre. Noi ti chiamiamo il tuo nome, il tuo unico nome, Padre. Quel nome che è pieno di potere, Signore. Quel nome che ha potenza per separarci dal peccato, Signore. Quel nome che ci dà speranza, che ci dà libertà, Padre. Io ti chiedo che questa sera, se qualcuno qui dentro non ti conosce, Padre, che possa conoscere questo santo nome, Signore. Che possa conoscere il tuo nome e riconoscerti come Padre, Signore. Grazie per la tua presenza, grazie per quello che sei nella mia vita, grazie per quello che sei nella vita della mia famiglia, nella vita di tutti noi, Padre. Questa sera vogliamo conoscerti, Signore, e innalziamo una lode, Padre, a te, affinché tu possa sentirla, Signore, presentarti qui nei nostri cuori, Padre. Continua a toccare i nostri cuori, Padre, e riempici di te, Signore, affinché possiamo conoscerti e capirti, Padre. Amen.
soffiavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Parla con tuo Dio. Io non vivevo ma tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo. Lottavi per me quando ero nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Lottavi per me quando eri meritevole. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo. Illumini ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungermi. Oh, abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Ancora una volta. Illumino ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Oh, il travolgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente,
fatto per noi. Amen. Possiamo capire che Lui è l'unico che può fare questa cosa per tutti noi. Nulla che separi a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. Solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa, la presenza tua. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia che separi a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa, la presenza tua. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa ai nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della
Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su. Riempi questa chiesa ai nostri, che la tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici. Chiediamo ancora Santo Spirito. Santo Spirito, Vieni su, riempi questa chiesa ai nostri, che la tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici. Padre, ti ringraziamo per questo momento, Signore. Io riconosco questo momento speciale perché non sempre possiamo essere una comunità così unita di fratelli e soprattutto avere delle persone intorno che ci possono aiutare a mantenere un contatto con te, una relazione con te. Sono grato per questa comunità, per tutto quello che ci hai dato in tutti questi anni, Padre. Ti ringrazio per questa chiesa, Signore, ti ringrazio per quello che tu hai creato e noi riconosciamo che tutto questo è tuo, Padre, tutto questo è tuo, Signore. I nostri cuori, Signore, i nostri desideri, i progetti di questa chiesa, Padre, tutto appartiene a te, Padre. E io sono sicuro che quello che stiamo sentendo in questo momento non è un caso, Padre. Io so che tu sei qui in mezzo a noi, Signore, io credo nella tua presenza, credo in un Dio potente che ha cambiato la mia vita, ha cambiato la vita della mia famiglia, Signore. Io ti loderò in eterno, Padre. Ti loderò in eterno, Signore. Perché tu mi hai reso capace, Padre. E questo possa essere un esempio per tutti, Signore. Io so che tu ci rendi capaci, Signore, anche quando non pensiamo di avere le qualità, Padre. Tu prendi i più deboli, Signore, e li fai grandi, Padre. Ma non grandi nel nostro nome, ma nel tuo grande nome, Signore, il nome potente, perfetto che salva le vite, Signore. Ti chiedo che oggi qualcuno possa, almeno una persona possa scoprirti, Padre, possa conoscerti e possa comprendere questo tuo amore, Padre, questa pace che porti nei nostri cuori. Tu sei il nostro Padre, tu sei il nostro Padre, Signore. E noi ti lodiamo questa sera. In nome di Gesù io prego. Amen. Potete sedervi. So. Amen. È sempre un piacere poter essere qui, riuniti con la Chiesa, la famiglia di Cristo. E stasera vi vorrei parlare, introdurre così, l'ultimo capitolo della lettera di Giacomo. Non so quanti di voi c'erano, ci sono state nelle ultime settimane, immagino un buon numero da quello che vedo. La nostra lettera di Giacomo ormai ci ha accompagnato da mesi, abbiamo visto tutti i capitoli di questa lettera piccolina ma ricca di insegnamenti così importanti nella nostra vita. E prima di iniziare a leggere l'effettivo testo sul quale mi concentrerò stasera,
che è Giacomo capitolo 5, i primi 6 versetti, se lo volete già aprire nelle vostre Bibbie o lì a casa se avete disponibile. Io vorrei fare un piccolo riassunto, no? Guardarci un attimino indietro. È normale alla fine di un viaggio guardarci indietro, vedere quello che abbiamo passato per poter dire wow, tutto questo. E prima ancora di fare questo vorrei introdurre questo momento con una preghiera. Ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo e siamo eternamente grati a te per il sacrificio che hai compiuto per noi. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, tutto quello che sei. Ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare qui, di poter lodarti ad alta voce, di poter ascoltare la tua parola, di poter proclamare il tuo santo nome, Padre. Noi riconosciamo che tu sei santo, grande, potente, l'unico che merita tutto questo e solo a te noi vogliamo estendere questa nostra lode sincera dal nostro cuore. Ti chiediamo in questo momento che tu possa illuminarci attraverso la tua parola, che non sia semplicemente io a parlare, ma che la tua parola, Padre, che ci hai già donato, possa toccare i nostri cuori. E ti chiediamo, Padre, che tu possa in questo momento poter benedire questo culto e tutte le persone qui presenti. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Giacomo, spero per molti di voi che avete seguito sin dall'inizio, è una lettera molto particolare, come abbiamo detto, perché è ricca di insegnamenti pratici, ricca di immagini, ricca di versetti sulla superficie semplici, che nascondono sempre un insegnamento più profondo, più ricco. Giacomo, che secondo la tradizione possiamo comprendere che era il fratellastro di Gesù, offre una serie di, possiamo dire, commenti, espande quello che Gesù ha detto. Molti dei suoi insegnamenti li vediamo che seguono parallelamente i discorsi, i sermoni fatti da Gesù, in particolare quello del sermone sul monte che possiamo trovare nel Vangelo di Matteo dal capitolo 5 al capitolo 7. E se dobbiamo riassumere completamente quello che è stato Giacomo, quello che lui ci ha insegnato, possiamo dire che Giacomo ci insegna cos'è il vero cristianesimo. Come distinguere una falsa fede da una vera, viva fede. L'abbiamo visto durante il primo capitolo come il vero cristianesimo sopporta le prove, le tentazioni contro la fede. Legato a quello di cui parleremo stasera troviamo in particolare i versetti 9 e 10, se mi volete seguire sarò abbastanza veloce con i riferimenti, ma siamo sempre lì intorno a Giacomo. Troviamo il fratello di umile condizione, il fratello povero, se così possiamo tradurre oggigiorno, sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione. Già qui il primo scontro rispetto alla nostra immagine. Noi pensiamo che i ricchi sono stati innalzati, sono stati benedetti in qualche modo, eppure qui Giacomo ci parla di un'umiliazione della ricchezza. Continuando lui prosegue nel secondo capitolo dicendo che il vero cristianesimo consente nell'obbedire e non solo nell'ascoltare. Con la sua condanna contro il favoritismo, l'ho fatto credo più di un mese fa, il capitolo 2, un favoritismo verso i ricchi e potenti. La Chiesa primitiva aveva questo problema che cominciava ad omaggiare le persone ricche perché credeva se quella persona è ricca è perché Dio l'ha benedetta, è perché quella persona merita, è perché quella persona in qualche modo è superiore a tutto il resto. Continuando nel capitolo 3, troviamo che il vero cristianesimo si basa sulla saggezza divina, non sulle filosofie umane, non sulle nostre capacità, dei nostri pensieri, il nostro raziocinio, ma si basa su qualcosa che viene dall'alto, con l'imperativo tenete a freno la lingua, i danni che fa la nostra lingua nei nostri rapporti umani e nel nostro rapporto con Dio. Troviamo che il vero cristianesimo, infine, nel capitolo 4 che abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 sabati, il vero cristianesimo si umilia davanti a Dio. E qui io mi vorrei soffermare un attimo perché questi temi, questi macro categorie, il capitolo 4 è quello che si lega meglio al capitolo 5. È una sorta di discorso unico, ignorate tanto che sia diviso da un vero e proprio capitolo, ma trattatelo come un discorso unico, perché quello che possiamo capire dalla lettera di Giacomo, se la dovessi davvero riassumere in una singola frase, è che è una tragedia, è un disonore, è la cosa peggiore che può succedere vedere fratelli riuniti
in discordia, vedere litigi, vedere in qualche modo dei fratelli che non si considerano fratelli, dei fratelli che non ne vogliono sapere, che si odiano a vicenda, che si giudicano, che si parlano dietro le spalle. È una tragedia, è orribile, è una delle cose peggiori che può succedere nelle nostre comunità. Ogni volta che Giacomo ci insegna come comportarci fra di noi, viene sottolineata la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre piccole azioni quotidiane nella comunità. Il problema della lingua non è tanto un tuo problema che rimarrà richiuso nella tua vita, ma è un problema della tua comunità. Quando fai un favoritismo non è un tuo problema, è il problema della comunità. È terribile, sono insegnamenti davvero duri che Giacomo ci esprime in un modo estremamente diretto. Quando ci parla sempre della condotta cristiana, noi possiamo trovare come lui ci insegna la buona condotta. È quando si sta insieme che noi possiamo esercitare questa buona condotta, accompagnata da opere compiute con mansuetudine e saggezza, come ci dice nel capitolo 3, versetto 13. Solo così noi possiamo avere una fede viva, una fede che alimenta delle opere, come abbiamo visto nel capitolo 2, ed è con questa buona condotta, con queste buone opere, con questa mansuetudine che ci dimostriamo gli uni agli altri che possiamo vincere i nostri più grandi nemici. Ora qui molti di voi sono ampiamente dentro la Chiesa da diversi anni, spero che vi ricordate, ma quali sono i nostri più grandi nemici? Sono 3, facili, veloci da ricordare, qualcuno del pubblico che me lo può dire? La carne, ottimo. Qualcun altro? Sono 3? Il peccato, possiamo assimilarlo comunque alla carne. Un altro modo di dire molto, molto biblico, utilizzando proprio terminologia biblica? Il mondo, grazie per chiunque. E infine l'ultimo, quello per eccellenza, che è il diavolo. Perfetto. È solo quando stiamo insieme che possiamo sconfiggere queste cose. Di nuovo, sto riprendendo dal capitolo 4 che abbiamo visto, l'inizio del capitolo 4 che abbiamo visto 2 sabati fa. Perché il segreto è che se ti allontani dalla comunione dei santi, che sembra un parolone, ma quando tu ti allontani dalla famiglia che è la tua chiesa locale, quando ti allontani dalla tua comunione, il tuo rapporto con Dio, tu ti stai indebolendo, ti stai lasciando fragile, rimani pieno di brecce che poi queste cose, i nostri nemici, sfruttano, si infilano in mezzo a noi, sfruttano queste debolezze in mezzo a noi, sfruttano quando non abbiamo un buon rapporto fra di noi per entrare nelle nostre vite, per distruggere le nostre vite, per distruggere le nostre comunità. Quando noi finiamo con il capitolo 4, sempre Paolo perché sono sempre lettere di Paolo, ma Giacomo continua dandoci fortunatamente una soluzione, un'esortazione. Come posso io effettivamente sconfiggere la carne, che, detto adesso in parole più semplici, rappresenta noi stessi, i nostri desideri, il nostro peccato? Come possiamo sconfiggere il mondo, che rappresenta semplicemente le persone fuori dalla Chiesa, che possono diventare nostre nemiche quando di nuovo interrompono questa comunione che abbiamo fra di noi, quando ci sviano dalla buona via? E infine il diavolo. Finisce con il capitolo 4 parlando per l'appunto Giacomo contro l'orgoglio, contro le maldicenze, contro l'arroganza. Vedete come si allinea in un modo molto molto bello con i nostri nemici. L'orgoglio della carne, che se lasciato impunito, se in qualche modo noi non lo fermiamo, ci allinea alla, permettetemi il termine, alla carne collettiva, perché alla fine il mondo è quello, sono le nostre carni tutte quante messe insieme, ci porta alla completa ribellione da Dio. E chi è il simbolo della completa ribellione da Dio per autonomasia? È il diavolo, è la ribellione da Dio. Perciò, di nuovo, quando lasciamo tra di noi serpeggiare l'orgoglio, noi stiamo favorendo la nostra carne. Da lì nascerà la voglia di non tenere a freno la lingua, di lasciar correre, di parlare male alle spalle, di insultare. Questo ci allineerà in un qualche modo in questo
in questa strada che ci porta lontano da Dio, e infine questo, senza essere bloccato, ci porta ad essere arroganti. Cos'è una persona arrogante? Una persona arrogante è quella che arriva davanti a Dio e dice: io so meglio di te. Io so meglio di te, tu non sai niente, io so come vivere la mia vita. E adesso noi leggeremo l'avvertimento di Giacomo contro queste ricchezze, che non è la prima volta di cui ce ne parla, sia chiaro, ma soprattutto contro i motivi che ci spingono ad accumulare le ricchezze, su come mettiamo il nostro cuore, i nostri desideri verso le cose mondane. Non troviamo tanto un appello, come abbiamo visto negli scorsi capitoli, non troviamo tanto un mi raccomando non fate così o mi raccomando se siete così fate quest'altra cosa, ma troviamo semplicemente un avviso terribile, se così possiamo dire, che la ricchezza accumulata non soddisfa l'uomo, corrompe i buoni valori e risulta in condanna per l'anima. Di nuovo, la ricchezza accumulata non soddisfa, corrompe i buoni valori che già ci sono e finisce e risulta in condanna per l'anima. E qui io ci tengo a fare una precisazione, perché nella Bibbia si parla spesso di ricchezze, di soldi, si spende davvero tantissimo tempo, Gesù ne parla un ammontare incredibile di tempo, di ricchezze. E qui noi che siamo, o siamo più onesti, ci sentiamo poveri, potremmo leggere questo testo e pensare, boh, non sono io. No, chi signore, io le ricchezze? No, ma se io devo andare all'Eurospin dell'altra regione per prendere latte in offerta perché non ho abbastanza soldi in tasca? No, io ricco, mai. E potremmo leggere tutti questi testi dicendo, non mi interessa. Oppure, dato che molti di voi sono giovani, non ho neanche un salario, di quali ricchezze vuoi che stiamo parlando? Non ho neanche l'età per avere un conto in banca. Ma vi invito, con gentilezza, se mi volete fare questo favore, a non fermarvi qua, a scendere più a fondo, a lasciare che le scritture, la parola di Dio intervenga nella vostra vita e vi possa dire qualcosa di grande. È importante che noi prendiamo questo tipo di testi, che a primo impatto magari sembra che non c'entrino tanto con la nostra vita, e possiamo lasciare che entrino in noi. Perché? Perché noi sappiamo, la Bibbia in sé ci dice, in 2 Timoteo capitolo 3, versetto 16, se compare sì, no, il telecomandino oggi mi sta dando un po' di difficoltà, ci dice: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ogni scrittura. Non esiste nessun cristiano, nessun buon cristiano in questa terra che può prendere la Bibbia e dire: questo mi serve, questo no, questo mi serve, questo lo mando a questa mia amica che deve un po' capire che deve tenere a freno la lingua, questo invece lo mando a quel mio datore di lavoro quando si dice che bisogna pagare l'operaio, questo invece lo manderò al pastore perché ha fatto qualcosa che davvero non mi è piaciuto, e questo sì dai lo tengo, questo lo mando alla nonna perché è tanto carino e so che le piace. Non esiste! Ogni scrittura è ispirata da Dio. E cosa serve la scrittura? Insegnare, riprendere quando necessario, correggere, educare alla giustizia. Perciò anche quando noi leggiamo qui Giacomo, dobbiamo pensare, ok, qui c'è un contesto chiaro, effettivo. Giacomo stava oggettivamente parlando a dei ricchi, a dei potenti, a dei, possiamo dire, grandi imprenditori, a persone che avevano grandi terreni, ma com'è che questo testo si applica a me? Quindi, se mi volete accompagnare alla lettura, finalmente arrivando dopo questa lunghissima, così possiamo dire, introduzione, a Giacomo, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6, in cui sta scritto: a voi ora, o ricchi, subito, parte cacciato. Se avete nelle vostre Bibbie, con la Bibbia cartacea è meglio, ma se l'avete nel vostro telefono potete leggere gli ultimi 2 versetti del capitolo 4 per capire come sia tutto un unico flusso. Giacomo qui sta parlando ai ricchi e non parla bene, non parla con gentilezza, non parla in qualche modo, è un po' calmo, un po' tranquillo. Gli dice subito: piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Terribile. In Giacomo più volte lui ci dice: guarda, piangi perché
capisci di esserti sviato da Dio, ravvediti perché capisci di star facendo cose sbagliate. No, qua lui utilizza un'espressione che viene utilizzata molto raramente nella Bibbia perché è un'espressione che non indica tanto ravvedimento, è pura disperazione, piangete e urlate. Continua dal versetto 2, le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. L'espressione in ebraico fortissima, la parola che forse avete già incontrato altre volte, Sabaoth, il Signore degli eserciti. Solitamente viene utilizzata nell'Antico Testamento quando sta parlando del Signore e le sue schiere angeliche, viene utilizzato solo in una maniera legata al giudizio, a un giudizio che un giorno arriverà, a cui nessuno scamperà. Potresti morire domani, non importa, ti troverai un giorno davanti a Dio a dover rispondere di quello che hai fatto. Perciò Giacomo qua ci dice, voi che avete frodato, voi che vi siete arricchiti sulle spalle degli altri, voi che avete trovato sistemi per aggirare i modi e guadagnare ancora più soldi, voi un giorno vi ritroverete davanti a Dio. Continuando, sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato e avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Terribile, terribile. Non solo hai frodato, non solo ti sei arricchito sulle spalle di qualcun altro, su qualcosa che non era tuo, ma hai anche ucciso, hai sterminato, hai distrutto, hai condannato, hai fatto qualcosa che il Signore odia terribilmente, che è giudicare ingiustamente. Notate, come abbiamo detto prima, che in questo testo manca un appello, un cosa fare. Se sei ricco è meglio se fai così, se è meglio se fai cosa. No, c'è una netta e chiara denuncia di quello che il denaro o nella tua vita, magari in particolare, un desiderio possa portare alla perdizione. Il cristiano non può essere guidato dall'avarizia perversa che caratterizza quelli che non temono Dio. Ce lo dice sempre Giacomo dal capitolo 1, siate diversi, le persone di fuori fanno così, voi fate colà, le persone di fuori guardano i soldi, voi non guardate, le persone di fuori parlano alle spalle, voi non fatelo, le persone di fuori ignorano i vedovi e le povere, voi invece andrete là dagli orfani e le vedove e gli darete sostegno, gli darete rifugio perché questa è la cosa giusta da fare. Non possiamo vivere come quelli che cercano di soddisfare quello che non può essere soddisfatto. Dobbiamo vivere in un modo diverso. Non possiamo vivere come quelle persone che cercano di riempire il buco che hanno nel cuore a forma di Dio. Un buco che può essere riempito in tanti modi. Qua si sta parlando di soldi, però può essere qualsiasi cosa. Un vostro desiderio, può essere il vostro lavoro ideale, può essere un vostro sogno, può essere il partner che vorreste di fianco a voi per il resto della vostra vita. Tutte queste cose che noi mettiamo in quel buco che abbiamo dentro il cuore a forma di Dio e cerchiamo di farcelo incastrare perché no, non voglio esattamente ricorrere a Dio. Giacomo ci dice lascialo andare. Lascialo andare. L'uomo incontra la sua soddisfazione in Dio. Le nostre necessità possono essere soddisfatte solo in Cristo. Ripensando a questo tema delle necessità da soddisfare, mi viene in mente il dialogo che Gesù ebbe con la donna samaritana. Non so se avete presente il famoso pezzo biblico. C'è anche una canzone che racconta abbastanza brevemente cosa succede in quel momento, ma per riassumere, si presenta questa donna samaritana al pozzo, cercando l'acqua, con, ammettiamolo, una necessità fisica, una necessità indispensabile, ok? Perché questa donna voleva cosa? Acqua, banalmente acqua. E possiamo notare anche dalla sua vita, alla fine, cos'è? Qua sto un po' estraendo dal testo, ma vi prego di seguirmi. Quella donna, alla ricerca di questa necessità fisica indispensabile, vive la sua vita in una continua
ricerca di soddisfazioni, perché questa donna giorno dopo giorno doveva presentarsi al pozzo per prendere la sua acqua. Non c'era un giorno in cui sarebbe venuto in cui, ok, sono finalmente assetata, adesso sono a posto. E Cristo le spiega come in lui lei non solo non avrebbe più avuto sete, non solo non avrebbe più sentito questa necessità, non solo avrebbe finalmente essere potuta essere saziata in quel giorno, in quell'ora, ma sarebbe addirittura diventata una fontana di acqua viva, sarebbe diventata una fonte per le necessità degli altri. Ragionate un attimino come in quel momento Gesù gli sta dicendo quello che tu stai cercando da una vita quotidianamente, giorno dopo giorno, lo puoi trovare in me. E non solo lo troverai in me, ma quello che io ti do, tu potrai fare quello che io adesso sto facendo con te, con gli altri, con la tua famiglia, con i tuoi amici, con i tuoi fratelli, con chi vuoi bene, con tutti quelli del tuo villaggio. Tu potrai andare lì ed essere una fonte di acqua viva, potrai salvare in qualche modo, potrai aiutare persone che sono nella tua stessa situazione, che hanno la tua stessa necessità, la tua stessa difficoltà. Questi versetti che troviamo nella lettera di Giacomo fanno un ottimo parallelismo con un testo che abbiamo già toccato, o meglio, che Gesù ha già toccato nel suo sermone sul monte, che sono i famosi versetti 19 e 21 del capitolo 6 di Matteo, in cui sta scritto: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo. Noterete che qua Dio, Gesù, non tanto castiga il nostro desiderio, ma ci dice: indirizzalo verso il posto giusto. Hai una necessità? Sì, assolutamente, fa parte di te, sei nato così, con queste impostazioni di fabbrica, se così vogliamo dire, un desiderio. Però devi capire che il tuo desiderio è verso Dio, non è verso il denaro, non è verso il potere, non è verso la reputazione, ma è verso Dio. Continua quel famosissimo versetto: perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Lo ripeto quante volte sia necessario, questi desideri carnali non saranno mai soddisfatti. Questi desideri che senti quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, annualmente, non saranno mai soddisfatti. Mai davvero. Non c'è nessuno che magari, non so quanti di voi possono piacere ad esempio i viaggi, viaggiare, non c'è nessuno che ama i viaggi che alla fine di un viaggio dica: bon, io sono a posto così, ho visitato quello che volevo visitare e finalmente posso morire felice. No. Finito un viaggio, qual è il primo pensiero appena torni a casa? Appena sali sull'aereo per tornare a casa? Dov'è il prossimo? Quando è il prossimo? Come farò ad organizzare il prossimo? Chissà se riesco effettivamente a invitare anche quel mio amico al prossimo viaggio. È un desiderio che non sarà mai soddisfatto. Prendiamo ad esempio i ricchi, no? Appunto utilizzando lo stesso argomento di Giacomo. Quante storie sentiamo di persone che sono diventate ricche e che sono cambiate, sono trasformate, sono dimenticate le loro origini, le loro terre, il loro popolo, sono dimenticate le loro famiglie e tutto. Non c'è nessuno che arriva a 100.000 euro in banca e dice: ok, finalmente posso stare tranquillo. No, hai toccato i 100.000, prossimo obiettivo 150. Hai toccato i 200, prossimo obiettivo 500.000. Cosa fai a 500.000? Ti fermi? 1.000.000? A 1.000.000 cosa fai? Ti fermi? Assolutamente no. Quanti di noi hanno davvero bisogno di 1.000.000, 2.000.000 di euro nella propria vita? Vivendo uno stile di vita standard. Non dico vivere nella massima frugalità, standard. Eppure noterete, magari sto anche descrivendo la vostra vita, adesso non lo so, non conosco nessun milionario, non so se dire purtroppo o grazie a Dio, ma rimane il fatto che noterete che è un desiderio che non si ferma mai, mai. Conosco molti di voi qui dentro. Non credo che, cioè da quello che so per carità, nessuno di voi esageratamente ricco, Grazie a Dio avete un lavoro che vi sostiene, che vi permette di vivere dignitosamente, adesso soprattutto parlando con la fascia di popolazione più vecchia. E io vi chiedo, a voi che state vivendo tutto sommato bene, riuscite ad avere di che mangiare, riuscite ad avere una casa nel quale ripararvi, se il vostro datore di lavoro domani arrivasse e vi offrisse il doppio del salario, non accettereste? Non istantaneamente, senza neanche guardare, sì, subito, wow, il doppio del salario. Chi di voi magari non accetta, ammettiamolo,
molto tentato da un'offerta del genere. Ed è così che funziona con i desideri del nostro cuore, non saranno mai soddisfatti. In particolare Giacomo parla dei ricchi che stavano piagando la Chiesa primitiva, che ostentavano le ricchezze, come abbiamo visto nel capitolo 2, anelli d'oro, vesti sgargianti, arrivavano in chiesa in quelle che possiamo, oggigiorno facendo un anacronismo, in Lamborghini, pur di mostrarsi quando ricchi e potenti erano. Opprimevano gli umili nei tribunali con accuse ingiuste e vincevano perché loro erano ricchi, perché loro erano potenti, blasfemavano con pretensioni arroganti. C'è un bellissimo testo nel libro di Proverbi, verso la fine. Qui non stiamo più parlando dei proverbi di Salomone, ma c'è un re, di cui adesso mi sono dimenticato il nome, che nel capitolo 30 di Proverbi ci dice: allontana da me vanità e parola bugiarda. Non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario. Perché? Perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Notate come qua questo re sta invocando il Signore per chiedere l'equilibrio. Non darmi troppo perché rischio di dimenticarmi di te. Non darmi troppo poco perché rischio di cedere alla tentazione di rubare, di cercare il mio modo di vivere la mia vita per raggiungere i miei scopi, i miei desideri. I soldi promuovono allegrie temporanee. Oggi ci sono, domani no. E ci viene insegnato più e più volte nella Bibbia. Questi soldi, questi desideri, questi possedimenti che tu hai possono coprirti gli occhi, possono nasconderti realtà eterne. Ce l'ha detto Gesù in Matteo 6, capitolo 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Metti la tua priorità da un'altra parte. Colossesi 3, versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Pietro ci dice: per un'eredità incorruttibile, per avere qualcosa dove né ruggine, né tarli, né ladri possono toccarti, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Questa non è la tua destinazione, questa non è la tua fermata. La tua vita è da un'altra parte, la tua vita sta indicando qualcos'altro e noi dobbiamo vivere così. Riguardando i versetti qua di Giacomo, notiamo come piano piano lui ci sta evidenziando una scalinata, una scenetta. Il desiderio per le ricchezze promuove la frustrazione, non sarai mai felice con quello che hai. A voi ricchi piangerete in un modo orribile. Perché? Perché non sarete mai sazi, sarete sempre frustrati. Poi continua: l'avarizia che voi avete promuove la perdita. Arriverà la ruggine, arriveranno i ladri, arriveranno le peggiori cose contro te, le tue ricchezze, perché sono lì, perché te le stai tenendo lì, in qualche granaio, in qualche cassaforte. Tutto questo promuove perdita. La tua cupidigia, la tua avarizia promuove l'ingiustizia. Arriverà un momento in cui non sarai più sazio, arriverà un momento in cui guarderai i tuoi lavoratori e comincerai a negargli lo stipendio, comincerai a ritardare lo stipendio, comincerai a frodare, comincerai a portarli in tribunale per portarli alla morte. Notate bene come la Bibbia, in tutti questi testi, non dice necessariamente che essere ricchi è sbagliato di default o è peccaminoso. Troviamo tanti uomini di Dio, soprattutto nell'Antico Testamento, ricchi che hanno seguito effettivamente il Signore. Però Dio ci conosce bene e vengono spese davvero tante parole per avvisarci di come i nostri desideri, le nostre volontà, quello che noi cerchiamo, quello che ci manca magari, quello che vogliamo, possa prendere il posto di Dio nel nostro cuore. Famoso l'esempio di Gesù in quale dice: è più facile che un cammello passi per la cruna del lago rispetto che un ricco entri nel regno dei cieli. Rispetto ad alcune interpretazioni qualcuno può dire: beh, ok, non è difficile, è solo incredibilmente cioè non è impossibile, è solo incredibilmente difficile in base ad alcune interpretazioni. Però il messaggio di fondo è sempre quello: ok, sei ricco, perché? Hai granai pieni, perché? Perché vuoi essere sicuro quando arriverà la fame? Perché non ti fidi di quello che Dio ti può dare ogni giorno? Perché vuoi in qualche modo ostentare al tuo vicino, al tuo collega e dire: io ho più di te?
Il vero cristianesimo che troviamo in Giacomo capitolo 5 è un cristianesimo pronto a benedire. È un cristianesimo che è stato benedetto ed è pronto a benedire. Chi ci sta intorno, chi ci è lontano, chi ci sta antipatico, chi ci sta anche simpatico, gli orfani, le vedove. Il vero cristianesimo è pronto a dare, anche quel poco che abbiamo, ma è pronto a dare, pronto a donare. È solo così che noi ci possiamo liberare dalle catene dell'avarizia, le catene della cupidigia, dando, abbandonando questi desideri, dicendo ok, tieni pure, non mi interessa, questa non è la mia vita, questa non è la mia meta, questa non è la mia destinazione, la mia fermata, il mio treno continua. Io non sto pensando alle cose di qua giù, ma alle cose di lassù. Io voglio seminare qualcosa che mi possa rimanere in eterno, che nessun governo mi potrà togliere, che nessuna nuova tassa mi potrà in qualche modo togliere. No, io sto piantando qualcosa di eterno. Nella lettera a Timoteo, che Paolo, finalmente azzecco il nome dell'autore, ma che Paolo scrive a Timoteo, c'è un ottimo esempio di cosa può fare un ricco che si è trovato ricco anche un po' per caso, quando riconosce che, caspita, ma cosa posso fare per evitare questi pianti, per evitare questa condanna che il Signore mi sta dando? Lo possiamo trovare nel capitolo, ho saltato questa slide, ma nel capitolo 6, i versetti 17 e 19, che ho anche utilizzato l'ultima volta che ho parlato di la fede viva dal quale provengono le opere, in cui sta scritto: ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente, vorrei che sottolineaste questo nella vostra vita, Lui ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Sempre a questi ricchi? Cosa diciamo a questi ricchi? A te magari oggi che riconosci in certi modi, caspita, io sono ricco e voglio seguire il Signore. Paolo scrive a Timoteo: a queste persone tu dille, fai il bene, arricchisciti, sì, ma di opere buone. E notate, quando Paolo utilizza l'espressione opere buone, sono le opere che abbiamo visto nel capitolo 2 di Giacomo, sono le opere che scaturiscono da una vera fede, perché la fede salvifica è quella che ti salva. Ma la fede viva, quella che davvero ti salva, non è mai da sola. È sempre accompagnata in qualche modo da opere buone. A questi ricchi cosa possiamo dire? Essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Perché Gesù insisteva così tanto con i ricchi della sua epoca che volevano seguirlo, dicendo più o meno sempre le stesse parole? Dai tutto quello che hai ai poveri e seguimi. La Bibbia ci ordina di fare un voto di povertà? No. Se nella vostra vita volete vivere un voto di povertà, Dio vi benedica, amen, alleluia, bellissimo. Ci sono molti frati che hanno cambiato il corso di intere nazioni per via del loro voto alla povertà. Però la Bibbia ci sta dicendo quello come una sorta di dimostrazione. Dimostrami che quello che hai non è me. Dimostrami che quello che hai non sta prendendo il mio posto nel tuo cuore. Dio ci sta dicendo: molla quello che hai, perché è il momento in cui lo molli, è il momento in cui te ne privi, è il momento in cui lo metti in secondo piano, che puoi lasciare lo spazio libero per il Signore. Ed è con questo testo che appunto vorrei chiudere. Prima Timoteo 6, versetti 17 e 19, in cui sta scritto: arricchisciti di opere buone. I tuoi desideri, le cose che senti che ti mancano, le tue necessità, mettile in secondo piano. Lascia che quel buco a forma di Dio dentro di te sia riempito da Dio. Permetti al Signore di entrare dentro di te e di trasformarti in quella fontana di acqua viva, quella fontana che copre ogni necessità, non solo tue, ma addirittura quelle dei tuoi fratelli vicino. Permetti che il Signore possa entrare nel tuo cuore e possa trasformarti, possa davvero liberarti da questi desideri e arricchisciti di opere buone. Sii pronto a dare senza ricevere nulla in cambio, in modo da poter guardare lassù e non qua giù. Preghiamo insieme. Padre, in questo momento
Vorremmo soprattutto ringraziarti, Padre, perché riconosciamo che tutto questo è stato possibile solo grazie a te, attraverso di te e per te. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento, questa tua Chiesa, questa famiglia, il tuo corpo, affinché possiamo uscire da qui trasformati, possiamo uscire da qui facendo qualcosa di pratico e possiamo davvero poter toccare con mano quella che è la tua volontà, quello che è il tuo Vangelo. Permettici, Padre, di liberarci di desideri, di ricchezze, di possedimenti, di qualsiasi cosa che ci impedisca di metterti al primo posto. Ti chiediamo, Padre, che tu possa aiutarci, consolarci nei momenti dell'afflizione, che tu possa guarire le nostre ferite, che tu possa essere vicino alle nostre vedove, ai nostri orfani, a tutti i nostri fratelli bisognosi, a tutti noi, Padre. Noi ti chiediamo che tu possa intervenire con la tua potente mano e che tu ci possa insegnare, tu ci possa correggere, tu ci possa guidare verso quella che è la tua volontà, la tua santa, perfetta, infinita volontà, che riconosciamo essere molto migliore delle nostre, essere l'unica volontà che vogliamo effettivamente seguire. Ti chiediamo, Padre, di perdonare tutte le volte in cui ti abbiamo messo al secondo posto, tutte le volte in cui abbiamo parlato male di un fratello dietro le sue spalle, quelle volte che abbiamo fatto favoritismi, quelle volte che abbiamo lasciato che i nostri nemici serpeggiassero in mezzo a noi. Ti chiediamo perdono, Padre, riconosciamo di aver sbagliato e ci rimettiamo alla tua infinita misericordia. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Invito il gruppo... No, mi sono sbagliato. Invito invece subito prima un... Sì, no, eccolo. Non lo riconoscevo in mezzo al buio. Buon Pastor Caio, qui per continuare il nostro culto con un piccolo momentino speciale, ho sentito, una sorpresa. Momenti speciali. Domani c'era i nostri battesimi, ma non vogliamo fare il battesimo sotto una tempesta, no? Ma vediamo l'altra domenica per fare questo. Nicole, vieni qua. Lei oggi viene a dare la sua testimonianza e è prezioso quando vediamo un giovane, una ragazza, un ragazzo, quando testemunha pubblicamente di una fede in Cristo Gesù. L'altra domenica, prossima domenica sarà Jefferson, no? Così já está pronto, così prenderà già tutto quello che Nicole dirà. E è prezioso vedere quando che Dio comincia a lavorare e trasformare la nostra vita e testimoniare questo. Stavo parlando con loro questo pomeriggio, mi sono convertito, avevo 20 anni e lì è successo un cambiamento nella mia storia e adesso vedere due giovani che si battezzano è anche una grande gioia per noi. Così Nicole, ok? Pronto per domani? Lei mi ha detto che c'è una piscina a casa, c'è tutto il pranzo pronto, invita tutta la chiesa ad andare a casa sua domani, ok? Così se volete un indirizzo possiamo inviare tutti a voi dopo, ok? È vero o non è vero? Ok, ma Nicole, quello che noi vogliamo sapere è dove è la tua fede, la tua certezza, la sicurezza di Cristo Gesù e quando comincia questa storia questa storia di Cristo Gesù. Allora, già tempo 2020, se non mi sbaglio, c'era mio cugino che veniva qua in chiesa. Io venivo la domenica, ma non sempre, anzi, a volte non volevo neanche venire. E venivo e l'anno prima mio cugino era venuto a fare il campeggio e mi aveva parlato bene. Allora dicono che c'era il campeggio a fine agosto e quindi mio cugino dice a mia mamma iscrivila, mandala e non volevo andare. In qualsiasi modo non volevo andare e anche il giorno prima di partire dicevo no, ma non voglio andare, non voglio proprio andare, anche quando eravamo qua dalla chiesa che dovevamo andare. Poi sono arrivata là e ho conosciuto appunto agli adolescenti e ho partecipato ai primi culti seriamente, non come quando venivo qua la domenica. E sì, questo era il primo momento. E poi c'è stato un altro campeggio, era al lago di Barci, se non mi ricordo che anno, 2 anni fa. Fine 2023 o 2024. Sì. E mi ricordo era l'ultimo culto e avevano fatto una croce e dovevamo mettere i post-it sulla croce. E mi ricordo che hanno fatto il culto, hanno
dato i post-it, abbiamo scritto, abbiamo appoggiato i post-it sulla croce, sono andata a sedermi e ho iniziato a piangere. Interrottamente, non riuscivo più a smettere. Mi ricordo che c'era Emanuele di fianco a me e tutti gli altri di fianco, tutti gli altri ragazzi, e mi sentivo bene, cioè era un pianto triste ma anche felice, perché mi sentivo come un abbraccio. E poi l'ultimo campeggio che abbiamo fatto, ero stata operata 2 giorni prima di partire ai piedi, non era una cosa grave, era per togliere delle viti e si sapeva già che dopo qualche giorno potevo camminare, saltare, correre, ma 2 giorni dopo ho tolto già le stampelle, avevo già a correre, a camminare, a saltare. Ho preso qualche parola, però sì, questo. Sì. E tu ce l'hai la certezza di Cristo nella tua vita? Sì, Tu hai consegnato la tua vita a Cristo per vivere per Lui? sì, Ossia, tu ce l'hai la certezza di una vita eterna basata in Cristo Gesù? sì, Ossia, tu confessa che Gesù è tuo Signore e Salvatore? sì, Ok. Perché quello che noi vogliamo vivere è una esperienza con Cristo che possa trasformare la tua storia, no? La tua vita. E è questa la certezza che tu ce l'hai. sì, E tu vuoi essere una benedizione per questo gruppo qua? sì. Ok, è tutto registrato, dopo vediamo. Ok, ok, e tu possa vivere questa esperienza di fede in Cristo Gesù. Possiamo battezzarla no futuro o no? Quelli che sono favorevoli potete dire un amen, contrario potete dire non amen. Preghiamo. Una giovane che possa venire qua. Chi può pregare per Nicole? Una giovane. Ok, Elisiane, vieni. Abbraccia e prega con lei. Signore, ti ringraziamo, Padre, per la vita di Nicole, ti ringraziamo, Signore, per la sua decisione, oh Padre, di consegnare la sua vita completamente a te, oh Padre, pubblicamente, Signore. Ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo possa essere con lei ogni giorno della sua vita, Padre, e che tu possa, Signore, guidarla in ogni momento, Padre, che lei non prenda questa decisione solamente oggi, Padre, ma ogni giorno della sua vita lei possa riflettere a questa decisione, Signore, e continuare a prenderla, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per la benedizione della sua vita, Padre, e ti chiediamo di benedirla in ogni area della sua vita, Padre. Questo che ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Posso sederti? Tu devi cantare? Ok. Paolo, il gruppo? Ok, amen. Potete stare in piedi. In piedi o no? Sì, in piedi. C'è un piccolo momento delle staffe. Amen Chiesa, che bello momento che abbiamo avuto, è sempre bello vedere quando una persona consegna la vita a Gesù Cristo, è la migliore decisione che puoi fare. Quindi cantiamo con gioia e con felicità, sapendo che questo è il Dio che abbiamo, un Dio che fa miracoli, un Dio che è disponibile per tutti noi.
te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua, Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua, e solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua, Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Santo
Spirito, vieni su, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza nemici di te. Di te. Di te. Di te. E per concludere il nostro culto, passiamo ai momenti dei avvisi. Come detto dal pastore prima, domani non c'è il battesimo e più avanti vi aggiorneremo sulla data effettivamente che lo faremo. Il 26 luglio alle ore 15 avremo il baby shower di Luigi. Quindi giovani, adolescenti, mamme, sorelle, zie, nonne, siete tutte invitate ad esserci qua, sarà qua in chiesa per festeggiare questo momento dell'arrivo di Luigi. Vi chiediamo di portare una pietanza dolce o salata per poter avere un tempo di comunione dopo, e per i nuovi, per la mamma e per il papà, un pacco di pannolini per questo nuovo inizio che avranno con Luigi. E il 12, sabato prossimo, al lago di Mis ci sarà un picnic con i nostri fratelli di Belluno, e dalle ore 11 in poi, quindi siete tutti invitati ad essere là ed avere questo momento di comunione. Invece il sabato dopo, il 19, sempre a Belluno, avremo un evangelismo davanti lì al piazzale della chiesa, a partire dalle ore 15, quindi siete invitati ad essere là se potete, se riuscite a fare questo evangelismo con loro. Per i piccoli gruppi oggi le adolescenti saranno con me, le adolescenti maschi e i giovani maschi saranno con Samuel, che è laggiù in fondo, e le giovani saranno con Monique. Dopo i piccoli gruppi, per aiutarci con questo caldo, ci saranno dei ghiaccioli in vendita al bar. Quindi se volete passare al bar dopo i piccoli gruppi, avremo i ghiaccioli. Ah, è per domani? Avevo capito oggi. No, oggi. Oh. Fa caldo, oggi. Ok, allora oggi dopo i piccoli gruppi ci saranno i ghiaccioli al bar. E alziamoci in piedi per pregare per finire il nostro culto. Signore, ti ringraziamo, Padre, per chi tu sei nelle nostre vite, Padre. Grazie per la tua infinita bontà. Ti ringraziamo, Signore, per questo momento che abbiamo avuto di poter lodarti, di poter offrire il nostro culto, Padre, e ricevere, Signore, la tua parola, Padre. Ti chiedo di benedire ogni vita qua presente, Signore, che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi ogni giorno della nostra vita, Padre, e che noi possiamo continuare, Signore, ad avere lo sguardo fisso su di te, Signore, non importandoci, Signore, con le cose che sono qua sulla terra, Padre, ma veramente desiderando essere nella tua presenza e desiderando, Signore, stare più vicino a te, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Questo è il tempo per adorare. Vieni al tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare.
Vieni così come stai davanti al Padre. Cantiamo Chiesa, ancora crudo. Ogni lingua confesserà il Signore, e ginocchia si pregherà. A colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Cantiamo vieni. Questo è il tempo per adorare. Vieni, al tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, Cantiamo ogni lingua. ogni lingua confesserà il Signore, e ginocchia si pregherà. Ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, e ginocchia si pregherà. Ma colui che in Dio crederà, il tesoro più grande avrà. Vieni, Vieni,